Assessore Panariti, l'Enghis, il nuovo strumento digitale per la didattica della lingua friulana che viene presentato oggi, risponde secondo lei concretamente alla domanda espressa dal mondo della scuola di avere a disposizione un aiuto facile, moderno ed utile per l'insegnamento? Direi proprio di sì, si tratta di un arricchimento del nostro patrimonio culturale e della possibilità da parte degli insegnanti e poi degli studenti di avere uno strumento che è in grado di rispondere proprio a queste esigenze. Credo vada proprio nella direzione, che è una direzione che abbiamo convenuto insieme, della quale abbiamo discusso, di dare all'insegnamento della lingua friulana quelli che sono gli strumenti necessari affinché esso possa proseguire in una dimensione europea e in un rapporto importante e intelligente anche con le altre lingue. Presidente Fabbro, oggi è stato presentato questo nuovo strumento, l'Enghis, ma quale sarà il suo percorso successivo da oggi in poi nella scuola e con gli insegnanti? Sì, intanto è molto importante che lo presentiamo assieme all'Arlef, assieme alla Regione e all'Ufficio Scolastico Regionale, perché questo fa parte di un percorso che abbiamo iniziato assieme e che attiene proprio alla responsabilità di fornire strumenti didattici adeguati alle scuole per l'insegnamento del friulano. È uno strumento innovativo sul quale puntiamo molto perché può essere diffuso facilmente attraverso la rete, perché consente di lavorare in rete, perché può essere diffuso con poca spesa e perché si adatta all'insegnamento del friulano ma anche di altre lingue che possono interagire e può essere portato facilmente in tutte le scuole del Friuli. Abbiamo detto che è un percorso, questo oggi lo presentiamo, nei prossimi mesi puntiamo con la collaborazione appunto dell'Ufficio Scolastico Regionale a creare un gruppo di lavoro, un gruppo di insegnanti che lavorerà sulla sperimentazione, ecco, per tutto il prossimo anno scolastico, andando a implementare la biblioteca con nuove unità didattiche, e poi ci sarà un ulteriore percorso nel quale lo strumento verrà anche abbellito e rifinito dal punto di vista grafico. Tra un paio d'anni, ecco, penso che sia realistico pensare a una diffusione in tutte le scuole del Friuli.